spada nel cuore. Salve signora Santina. Il mio cuore è trafitto d'amore. Ciao. Ma cosa canta, signora? Sì, che cos'è? Che di nuovo mi sei venuto a trovare? Sì, salve. Cosa fa? Pulisce? Pulisco la spada perché quella è la spada che mi ha trafitto il cuore. C'è una spada nel cuore. Gliel'ha regalato suo marito? Sì, mi ha trafitto il mio cuore. Ah, ho capito. Sì. Ma è felice? C'è qualche ricorrenza, no? No, io quando penso a lui vado in escandescenza. Infatti, ma è scandescenza, vuol dire che si arrabbia, no? Che... No, l'amore non è bello se non è litigarello. Non è che anche se, scusa, tu mi vieni a trovare sempre. Io sono arrabbiata, ma io lo amo. Ah, io sì? lo amo alla follia. Che bello. Alla follia, sei proprio stai vicino fuori. Sì, infatti. Sì, vabbè. qualche giorno viene l'autoambulanza e mi porta al manicomio. Infatti, vabbè. Sì. C'è una spada nel cuore. Che c'è? Che cosa stai facendo? Gioco, vieni qua, canazzo di mandala, vieni ad aiutarmi, cane, guarda. Che guarda dov'è. fai? Ti stai sdirrubando, guardala. Sei sdirrubato. Signora, non faccia così. Magari non si è fatto niente. Sia calma. Veda prima se si è fatto qualcosa. No, si è alzato, signora, si è rialzato. A posto. Giacomino, sei sdirrubato, Giacomino. Che andiamo a fare, Giacomino? Signora, si è alzato, le dico. Le ho detto che si è alzato, a posto, non ha fatto niente. E continua. Signora, non ha fatto niente suo marito. Giacomino, sei sdirrubato. vabbè. Che andiamo a fare ora? Non posso più. Sta morendo, mi sono fatto male. Mi sono fatto male qua. Signora, ma cosa fa? Non vede bene suo marito, non sa guidare. Cosa è successo? È cieco, non ci vede, c'ha gli occhiali c'ha 7 gradi e mezzo di temperatura della scala Mercalli. Ma che c'entra? No, della scala della Ifetif. No, Richter. Ifetif. Sì, no, lifting. Dell'Irpef. Sì, l'Irpef, vabbè. Sei caduto, sei rubato, come devo fare io? Signora, si è alzato da mezz'ora suo marito, stia calma, non faccia sempre le tragedie, Che cosa si è fatto? Niente, non si è fatto niente, lo vede, tranquillo. A morire, No! vieni a morire. Non è morto. Ma perché? Non è morto. No, non è morto. Peccato. No! Perché non moriva? Ma come piange? Che è successo ora? Perché non è morto? Vabbè, ma dovrebbe essere contenta, no? Che contenta sei morto e sono contento. No. Non è morto. Vabbè. Ma cosa fa con la chitarra in mano suo marito? Ha fatto il solfeggio. Ok, hai imparato qualcosa? Ho imparato il solfeggio proprio a cane shin e destra manca, cane shin Ho e capito. destra. Vabbè, ma cos'è tutta la lezione? Quindi con quel libro lei può già imparare a suonare bene? Già certo che posso imparare bene, guarda, imprenda. Sì, vabbè, ma non è neanche capace. Sto provando sulla neve, proprio sotto la pioggia e sotto la neve. Mi piace perché lei guarda, sai. Sì, lo vedo che ne... io. Anche perché vabbè. lei quando saprà che io gli canterò questa canzone sarà felicissima. Sì. Proprio sì, proprio. Ma perché ride? Ma rido perché proprio la neve mi entra di qua e mi agghiaccia. No, vabbè, ho capito. Va bene. Allora, mi faccia sentire una canzone. Quale sta imparando? Andavo a scendere all'ora, sì, perché quando mi metto io sul motorino andavo a scendere all'ora per trovare la bimba mia. Suoni pure, però, Andavo a scendere all'ora per trovare la casa mia. Ma scusi, signor Citonello, manca qualche corda in quella chitarra o no? E io, oltre alla neve, sto provando a suonare con 3 corde. Sì, perché Santana ne aveva 12, io ora siccome quella si chiama Santina, non si chiama Santana, allora io ho 3 corde, non ne voglio 12, voglio provare, voglio dimostrare a lei e a me stesso che sono capace di suonare con 3 corde. Ho capito. E qualche giorno se mi ingasso questa chitarra la sfascio tutta, sì, la sfascio. C'ha le fisime. Sì, fisime perché ora si sente lui cantautore. Ah sì? Perché? Sì, si mette fuori, anche se c'è la neve, anche se c'è la neve canta e studia. Ha uno sparsito che è 12 metri quadrati.
Ah sì, vabbè. Sì, 12 metri quadrati e Ma mezzo. va a scuola di musica? Sì, va a scuola di musica, è autodidatta, tutto lui sa, tutto lui. Lui ci piace provare con la neve. Ma è bravo, lo sente, è bravo a cantare. Sì, è una chitarra sordita, una chitarra Cos'è? sordita, una chitarra sordita. È stordita che non si sente bene. No, lui cantava chitarra magabonda. Sì, vagabondo. Chitarra magabonda. Ah, vagabondo perché... Magabonda sì, perché lui è un magabondo, perché è un magabondo. Ah, per questo. Sì, è un magabondo, chitarra magabonda. No, io ora, ma scusa, io mi sto sacrificando, sta nevicando, io non ne posso più, io non voglio studiare c'è? più, perché mi sto incazzando e me ne sto sacrificando. Di lei, la chitarra, tre corde, Santana, Santina, non me interessa Ma che niente. dice? Non Ma mi- stia calmo! No! No! Stia calmo! Piano! Piano! Non sapere niente con me. Dai, stop! Sacanino disgraziato, la stai rompendo! Ma come? Ma dove è andata la signora? Signora, rientri! Ma guarda che mi ha Mamma combinato. mia! Mamma mia! Guarda qua cosa mi ha combinato, guarda. La guarda. chitarra, signora! Mi ha rotto la chitarra, tutta la chitarra mi ha rotto. L'aveva regalata lei? Ma io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più tutte le giornate a pulire, a mettere a posto. E lui invece vuole prova la canzone. Ma prima ha rotto lo scooter, ora la chitarra pure. No, la scusa non è che l'ha rotto, si è sviluppare come un disgraziato perché non si vede perché è stabile. Sì, non vede bene per questo. È sgorbio. No, che c'entra, È giusto? stabile e sgorbio. Aveva detto bene, strabico, vabbè. Ora la butto e perlomeno ne calliamo. Come fai? Ne calliamo. Ah, vi riscaldate, in poche Ci parole. riscaldiamo, ne calliamo, ne si riscaldiamo a son di chitarra. Vabbè, allora vi lascio io, mettete Sì. la chitarra nel fuoco. Aspetta che metto nel fuoco. Altro che la spada nel cuore, la chitarra nel fuoco. La chitarra, che bellezza è qui, non bellezza Vabbè, la lascio, arrivederci signora. Manga, ciao, ma Arrivederci, faccia pure, arrivederci. manga brodo ne vuole, manga brodo. Ai, ma bruciato. Vieni qua, sono molto piatto. Sono morto già. Porco, disgraziato sono! Vieni, carazzo di mandila! Due cani e quattro cucci. Allora io devo ripassare una canzone che è di Gianni Morandi. Totò. Andava a 100 all'ora. Otto, aspetta, comincio io. Dico. Tu cominci. Ma scusi, ma da quanto tempo va a scuola lei? Da circa quasi. Cosa vuol dire da circa Da quasi? circa quasi che non lo so, Un non po' di ricordo tempo. manco- La chitarra, aveva 50 anni, sta chitarra, poverina. Totò, non mi sta chitarra. Sì, ma per pigliarsi almeno. Sì, ma era tua la chitarra? Oh, tale, un vino è buono, rifacciamo? Vediamo l'andare che... Pigliare. Oh, cazzo.